Serie B-Win, tutti i colori della passione. Anche senza il bomber principe Elvis Abruscato, mister Gigi Cagni chiede di superare la prova di maturità contro l'Empoli nel 19° turno di Serie B-Win. Il Vicenza, che ha gli stessi punti in classifica dei toscani, è reduce dal tris di Modena e spera finalmente di lasciarsi alle spalle le acque basse della classifica. Stesso obiettivo di Guido Carboni, che si aggrappa al bomber Ciccio Tavano per espugnare anche il Romeo Menti, arbitra il signor Maurizio Mariani. Al primo minuto c'è il contropiede del Vicenza con Bariti che la passa al centro per Soligo, si gira, la palla ribattuta, arriva Gavazzi, il sinistro è preda facile di Pelagotti. Questa volta invece l'Empoli ad orchestrare al 13° sulla fascia destra il cross di Vinci, sbaglia l'impatto con la palla a Coppola che termina sopra la traversa. Al 20° c'è un problema muscolare per Ciccio Tavano, al suo posto entra Michelizze, brutta tegola per mister Carboni, che si trova costretto a salutare il bomber principe dell'Empoli. Questa volta ancora il Vicenza al 25°, Paolucci si ritrova una palla a tre piedi ma viene ribattuto in calcio d'angolo. Infatti il giocatore del Vicenza ottiene un calcio d'angolo. Ancora il Vicenza, questo sinistro di Baritti completamente da dimenticare, finisce al lato. Al 40° c'è una doppia chance per Paolucci da calcio di punizione, 2 volte ribattuto dalla barriera, poi la palla capita ancora in area di rigore per Paolucci, il sinistro finisce sul fondo, nulla da fare per Michele Paolucci. Al 44° l'ultima azione del primo tempo dell'Empoli, la girata di Lazzari viene deviata in angolo da Martinelli, finisce con uno scialbo 0-0 i primi 45 minuti di gara. Al primo minuto invece della ripresa c'è una bella discesa sulla fascia sinistra, il cross a centro, Coralli viene anticipato da Gianni in calcio d'angolo, inizia bene l'Empoli, ma è al 5° minuto il Vicenza ad avere una delle più importanti chance della ripresa, ancora con Paolucci, il destro viene deviato da Pelagotti in calcio d'angolo. Rivediamo il destro dell'attaccante Scuola Juve. Cagni chiede maggior grinta, maggior spinta da parte del Vicenza. Paolucci qui una sponda per l'inserimento di Soligo, la palla comunque finisce sul fondo senza nulla di fatto. Poi al 21° Mustacchio, suggerimento per Nicola Rigoni, il controllo, il destro e il gol, l'1-0 del Vicenza, padrone di casa che passano in vantaggio con il 21enne ex Palermo Nicola Rigoni alla sua seconda marcatura stagionale, destro che beffa Pelagotti grazie alla deviazione decisiva di Stovini. Non ci sta l'Empoli che risponde con Michelizze, un dribbling, salta 2 giocatori del Vicenza, il destro alto sopra la traversa, sfiora l'incrocio dei pali, rivediamo il destro potentissimo di Michelizze. Al 90° la chance per il raddoppio del Vicenza con Botta che colpisce il montante, palla che schizza in alto dall'interno dell'area di rigore, e poi il miracolo di Frison sul destro di Coralli. Guardate che miracolo da parte del portiere del Vicenza, l'ultima palla gol proprio sui piedi dell'attaccante dell'Empoli, ma Frison dice no. Il Vicenza porta a casa così il risultato, seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Cagni che salgono a 24 punti, decisiva invece la marcatura di Nicola Rigoni. Coralli ha avuto la palla del pari al 92° ma è stato decisivo Frison.